Buonasera a tutti, visiti voi, tenora de oggi, di 2 di marzo 2026, sempre dai nocche, dai via Salvemini, dai vizi, dai Sa Barbaggia, dai vizi, dai Sa Sardegna, a tutto il mondo che potete ascoltare che oggi in una rete di Goia hi-fi e in pratica vi potete ascoltare in tutto quanto il mondo, quindi visiti voi potete essere ascoltato in donzi locu in un bel lo quieren ascoltare bene. Il detto come si presenta Sadie ed oggi si presenta cocculata tutto cocculato lo che lo cucuzzato insomma non è che tenere su Zaravallo ma mi pare che resti coccuzzato poi tutto canta Sadie ecco questo è un campo un po' largo chiedete scucculos in palasa muro, parte delle Coreai, che cuzzate da questa copertura, e va bene. Vediamo sul Saravallo, il Saravallo non era da calcolare tutto la die, che in carche tiriamo verso la Duasa, poi a Gabbat, torna a cominciare verso l'Albattoro e insomma in pratica tutte sorte di proenne, insomma, ecco, poca roba, 20%, quindi no è il meta. Battere di che grado è temperatura massima, 8 gradi è temperatura minima. E diamo casa che non spone abba pul forte, vabbè, sempre su 20%, ma poi belle che potuto dire, cominciate a provare da essa al vecchie di Manzano, insomma. E in che se la verso la schimbe colata già a de zero, di ortaidie. Bene, e dimos Carchinova. Allora, amo per esempio che veste questo conto, investiti TV, preto Dandedo, Ioanne Grallino e preto composto, in sera liberazione del Grallino arrestato da essa scamisa nieda, da fascista, questo è un conto vero, insomma, poi io un po' la po' contato come te mi lamenta io, poi ma sul conto, questo è un conto vero, ascoltate voi, se voi spiegate, insomma. Poi damo toccamento che batte una cantante della nazione vizicchesa, in casa Sanremo, Veronica Sciatta, netta di Ioanne Burrai e Antonietta Fortunato. Mi l'ha mandato questo toccamento usaizza di Antonietta Fortunato, come non ho in mente il suo nome esattamente, che è stata in perfuga a questa piscina, Veronica Sciatta, è stata brava che è arrivata a casa a Sanremo e tutto la potevo votare premendo IP a destra del suo video che bieste risulta linkato, cioè praticamente entrate in YouTube, andare a sapere da me non mi è sito questo IP di votare, batta pintato o un corredo o qualche cosa sul genere, insomma, praticamente este promannare adesione a sostegno a questa piscina che canta, chi necessita fa che lo accate, insomma, io francamente l'avevo provato ma non mi è appariata, sono entrato in YouTube, ho usato adesso il computer e adesso il cellulare, però non mi permetteva di votare. E comunque complimenti, brava questa piscina, piscinedda, insomma, minoredda, però brava, bravedda veramente, insomma. Andiamo da innanzi, e facciamo il teatro, e di preciso, e diamo un aumento da su Monte, un film in sardo di Domenico Ruio, oh, e su coro nostro, s'anima nostra, sa strassa nostra, è il nostro cuore, l'anima nostra, il nostro carattere. Musiche di Piero Marras, pro su Monte, pro su Monte de su Rozio tenore nuvoreso di Banapostoia, di in italiano si può dire una frase in sardo, pro su Monte de Rozio tenore nuvoreso, non di Rozio tenore nuvoreso, vabbè. Sabato 7 marzo 2026, ore 20, Cinema Ariston Bitti, una bella iniziativa. In contemporanea, però quasi, ma è un poco prima, alle 16:30, quindi forse si bianca in tempo, la fa che sono è satiro, il suo museo Maclula dell'Uvola, piazza Rosa Luxemburgo numero 1, sul 7 di marzo a Salvatore e Mesa
questa presentazione dell'opera di Giuseppina Donidu, Bambole di Betulla. Dialoga con l'autrice, dottoressa Franca Carboni, professor Domenico Fumagalli. Letture, professoressa Mariolina Mannia. Bisemolo, tutto questo è su Mac de Lula, sul libro è stato già presentato in Bisti, un libro insomma che anche piacere de legere, io la poesia, viene esatto qualche osservazione positiva naturalmente, su suo libro e complimenti a Giuseppina. Andiamo da innanzi, se no amurate lo so. No, vabbè, bacchiamo qualche fotografia su adesso del ciclista che sono colato Serisi, purtroppo sono arrivato in ritardo, sono arrivato l'orario che hanno anticipato l'orario e più impegnato in un'altra cosa, sai, ne sono arrivato in ritardo, insomma, ecco. Comunque sono colato, il Metavurio, sono colato a una velocità incredibile che hanno apito fino alla difficoltà in questa entrata si incrocio, insomma, del vizisologo, ecco, lo ginocchio, e fino a una macchina che la accompagnata in un fuoristrada a tapito difficoltà te mannaca a curva in cui è il meta sicca e quindi anapito qualche sbandamento insomma una macchina che ti appunto a toccare sul guardalaio. Andiamo da innanzi e poi entriamo sul giornale, così la prima pagina della nuova, sopra la nostra testa esplodono i missili. Nel racconto dei sardi sotto le bombe chiuse nelle loro case a Dubai. Nuovi raid di USA su Teheran. Nessuna offerta per l'appalto da 190 milioni di euro. Questa è una gara per l'elicorso in Sardegna, appunto l'elicorso può occorrere assente, quando sono venuto il pulambisti, questo dell'elicorso può occorrere insomma chi esiste inteso male per beneficiato al viasa. Bene, andiamo da innanzi, il Giro di Sardegna va a Zana, a Olbia vince Donati. Serie D, all'Olbia il derby col Budoni, colpo del latte dolce. Basket, la Dinamo punta su Maccon, oggi le visite, cioè, quindi basta appunto in prima pagina tutto questo è nuova, adesso nuova, no, che bestia l'Unione Sarda, guerra in Iran, mezzo mondo si ferma, il più grande stop al traffico aereo della storia. Le testimonianze dei sardi bloccati e il soccorso, nessuna offerta, investito e ucciso dall'auto senza freno a mano inserito, cioè praticamente se il mobile non ha posto il freno a mano e la macchina anche è scolata su, è successo pure in bici, è successo. No della forestale all'oasi brasiliana, questo è in Porto San Paolo. Andiamo da innanzi, entriamo in merito, ecco qua, stiamo entrando nelle partite, di sport, della Bittese, della Lulese. Allora la Bittese, Forni Bittese ha perduto 2-1, 2 su Forni, 1 la Bittese, la Lulese che soschivese hanno pareggiato 3-3. E quindi come la Bittese sta a 27 punti, la Lulese a 31 punti. Praticamente la Lulese è 1, 2, 3, 4, schimbe, sesta in graduatoria. Complimenti a Salolese, ma complimenti pure a Sabittese che insomma giocare bene e qualche partita si può pure perdere, del resto del Forni metta prima, insomma, mi pare che sia seconda. Forni Bittese, allora che Belvina sa cronaca, prima la paura, poi la reazione per lasciare un segnale forte al campionato. Il Forni lotterà fino alla fine per il salto di categoria. La Bittese negli ultimi tempi è squadra temibile e l'11 di Coino ne è consapevole. Passano 16 minuti e lì le preoccupazioni si materializzano con il gol di Calvisi. Bisogna aspettare al 30° prima che il Forni rimetta tutto in equilibrio.
Al 43esimo ci pensa Antonio Pili da Tonara, il centrocampista che a gennaio ha portato esperienza e ora anche gol. Lui che di reti ne ha segnate a grappoli anche negli ultimi campionati disputati tra eccellenza e promozione, sebbene una carta d'identità non più verdissima. 36 anni, si prende la scena realizzando la doppietta personale al tramonto del primo tempo che mette la firma definitiva sull'esito della sfida. Ma mi pare che mi ha fatto un'espulsione del Sabittese, dei giocatori Sabittese, e poi Sabittese vi manca Iana Puru o giocatori, insomma. L'Ulese Oschirese hanno segnato reti al quinto Camboni, al 10° e 65esimo Asara, al 28esimo Spanu, al 34esimo e 72esimo Pili. Finisce in parità 3-3 tra l'Ulese e Oschirese. Bene, andiamo ad innanzi, sempre, andiamo a fare dare le altre questioni di provincia di Nuoro, adesso Unione Sarda, la generosità dell'Avis, 600 donazioni nel 2025. L'associazione guidata da Salvatore Daga riunisce circa 400 volontari, danno di Nuoro, del Savis di Nuoro, però l'Avis Bilamos pure in vizi è anche un'opera veramente meritoria. Andiamo da innanzi, i medici al gettone della SL di Olbia sotto la lente dei NAS. Il giallo del dottore è sudamericano con la qualifica di carpentiere, pensa Tonupacu. La storia dei gettonisti e dei reparti appaltati alle agenzie interinali sta finendo male, e non solo perché i contratti non sono più rinnovabili a Olbia e Tempio. Nel pronto soccorso ci sono già 10 turni scoperti nel calendario di marzo. Mentre in regione si cerca di tappare la falla del personale medico che dal 28 febbraio sta drammaticamente mancando, sotto traccia c'è una inchiesta condotta dai carabinieri del NAS di Sassari. I militari, con la massima discrezione, si stanno muovendo da tempo per verificare le credenziali degli specialisti che hanno lavorato negli ospedali del nord Sardegna. Il personale del nucleo specializzato dell'Arma, stando a indiscrezione, sta svolgendo attività di acquisizione e verifica delle schede dei medici esterni del pronto soccorso. Si parla di accertamenti sulle autocertificazioni in possesso delle agenzie interinali che hanno somministrato i medici. Le verifiche riguarderebbero gli stessi titoli degli operatori sanitari, lauree, specializzazioni e tirocini, con particolare attenzione al curriculum dell'ambito specifico emergenza e urgenza. Abusi sulle pazienti. Sempre stando ad indiscrezione, si sarebbero già verificate situazioni imbarazzanti, con chiusura immediata dei rapporti di lavoro. La più clamorosa è quella di uno specialista campano, 2 ore di servizio a Tempio e poi l'allontanamento, ingaggiato nonostante un procedimento penale in corso per presunte gravissime condotte ai danni delle pazienti. Ma c'è anche il giallo di un medico, a quanto pare sudamericano, con qualifica di carpentiere. I testi sulle competenze specifiche avrebbero fatto emergere risultati imbarazzanti. Alcuni gettonisti non avrebbero superato le prove alle quali vengono sottoposti i candidati alla qualifica di volontario del 118, cioè praticamente che Bisupeti, Corvoro da Donzala. E il soccorso, il bando va deserto, nessuna offerta per la maxi gara da quasi 190 milioni, nessuna offerta per il servizio di elisoccorso in Sardegna. La gara da oltre 189 milioni di euro, indetta dalla Regione Centrale Regionale di Committenza per conto di Areus, è andata deserta entro la scadenza fissata per il 16 del 25 febbraio. Non solo
non sono state presentate offerte. L'attuale servizio, sulla base del contratto in essere, sarà garantito sino alla fine di giugno. Il soccorso è venuto a supplire, cioè insomma, a soccorrere pure a Marco, il Veneto, che ha capito un mischino d'aneurisma e poi l'hanno trasportato di urgenza, cioè è un servizio che serviti metta e che deve essere. Speriamo quindi che tornano a fare questa gara che hanno tutto in porto. Donne PD, tavola a 4 per ricucire. Gli iscritti pentastellati hanno deciso Ettore Licheri, vicepresidente nazionale, Solinas verso il coordinamento nell'isola. In settimana vertice tra la governatrice Silvio Lai con Taverna M5 Stelle e Taruffi Dem, cioè viene proconsole italiano dopo mediare, insomma. Comincia la tregua Todd PD in nome della campagna per il referendum del 22 e 23 marzo. Nelle prossime 3 settimane gli assessori democratici prenderanno parte alle sedute della giunta. Ci sono scadenze da rispettare, in particolare il responsabile del bilancio e vicepresidente della regione Giuseppe Meloni è impegnato nella preparazione delle prossime variazioni di bilancio, più importante della legislatura perché è triennale e quindi va bene, insomma, non che le carne da appacchiare, però insomma, bene, è stata lo clima che beste, chi ha meritato. Andiamo sul giornale sportivo, Como, Pisa, Napoli, per il Cagliari 3 partite chiave. Come su Castelli, insomma, este a 30 punti, insomma, è una posizione che non è gallo sicura e tocca a chi ne si calcola di questa partita, come Pisa-Napoli, come Pisa anche Stinfunno, e va bene, ma Castelli sta abituato a perdere che sono in funno, su Como e su Napoli invece che sono in alta classifica, su Napoli ha 53 punti e su Como a 48 punti, quindi non a essere assolutamente facile in questo caso, ma sul pallone però è stunno e speriamo in buono. Referendum è caso 41 bis del mastro oggi a Sassari. Il viceministro parteciperà a un'iniziativa di Fratelli d'Italia. Sanità, Antonio Irione è il nuovo direttore dell'ASL della Gallura. Acciaro, consulente a Cagliari. Un altro tassello del complesso puzzle dei nuovi direttori generali dell'ASL è andato al suo posto. Secondo fonti ufficiose della regione, venerdì scorso Antonio Irione ha accettato il contratto che lo legherà per 3 anni all'ASL della Gallura, però state attenti che vada ricorso da parte del Soldimisos e quindi non si iscritti come è andata a finire. Deserto il bando dell'elisoccorso verso la proroga del servizio. Quindi nel servizio anche i voli extraregionali, una cinquantina all'anno, vengono effettuati con la VS 139 verso il centro-nord. Quindi è un elisoccorso che ha anche servizio pure a trasportare a fuori. Marzo è il mese nero dei trasporti, si fermano aerei, treni e bus. Il 9 sciopero generale, il 18 agitazione nazionale di ITA, Airway e EasyJet, li stramacchiolla. Bombardieri, chiesto il capo del Sawil, i rider sono i nuovi schiavi. Il leader della UIL, l'UGL, dice che qualcuno che guadagna 10 euro all'ora è falso. Ambiente, 150 scienziati lanciano l'allarme, esiti tragici dai cambiamenti climatici. Il caso delle frane a Niscemi viene indicato come simbolo di un paese fragile. 150 tra scienziati ed economisti italiani lanciano un appello al governo sul decreto bollette
chiedendo di non indebolire le politiche europee per la decarbonizzazione e di rafforzare le strategie di adattamento al cambiamento climatico. La lettera è indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Tra i firmatari figurano il premio Nobel della fisica Giorgio Parisi, l'economista Carlo Carraro e il climatologo del CNR Antonello Pasini. Dubai, i sardi bloccati da 2 giorni in hotel, è stata bombardata da Shiran per Dubai. Odissea per 5 cagliaritani, noti insonni e nessuno sa dirci quando potremo ripartire. Gli iraniani d'Italia, colpo al regime, la testimonianza, Sina, insegnante, era a Nuoro il giorno degli attacchi. Il regime non è finito, ma la morte di Khamenei è un duro colpo per la Repubblica Islamica. Sina Sarkeili, 33 anni, figlio di dissidenti, cioè la nuova generazione della diaspora persiana, usa la pacatezza di chi la via di fuga è riuscito a trovarla. A gennaio del 2022 Sarkeili gravita intorno ai giovani iraniani residenti in Italia. L'associazione è guidata dal medico Virginia Pilgibin, che vive a Nuoro. Lui fa l'insegnante a Roma, ma era nell'isola quando USA e Israele hanno attaccato Teheran, la sua città, la capitale. Ma è sbagliato pensare che l'unica culla degli oppositori, spiega Sarkeili, nel sud-ovest del paese ci sono sistematiche manifestazioni contro la repressione della libertà. Le esplosioni, mentre eravamo a cena, un incubo. L'ottico guspinese Michele Floris e il padre Aldo sperano di tornare oggi. Ultimi attimi di terrore anche per 2 guspinesi che si trovano da qualche giorno in vacanza a Dubai. Vabbè, anaghirare. Nuova ondata di raid sull'Iran, morto anche Ahmadinejad. Affondate 9 navi da guerra, 3 saggi per il dopo Khamenei, tutti saggi sono. 3 caduti fra gli americani, 9 vittime in un palazzo israeliano. Non ne leggo che tanto è tempestato di questa cosa e quindi non va bisogno di etichetta nuova da emene ni schittesi. Probabilmente canti a mie manco ne prusu e ne manco. Tancamo siete nuova de oie e nos damos l'appuntamento torna a casa a siete nuova più o meno da 9:30 a Saldè che a sempre. Insomma, ci hanno dato un orario preciso. È difficile mantenere un orario preciso. A mezzo vedere di buon a tutto da Bizzi TV. Adiosu e mezzo a casa.